molto pubblico che oggi occupa le tribune del palazzetto, molti anche i tifosi della squadra neroverde, chiaramente per l'MGM 2000 di Solosi. Solosi poi la tocca, attenzione, perde la palla sanguinosa, Teramo, salta Solosi, la mette in rete, passa in vantaggio l'MGM 2000 quando siamo al secondo minuto di partita e va ad esultare indicando i propri tifosi il giocatore dell'MGM 2000, ma questa è stata una sciocchezza colossale del Sainz Milano. Un po' di respiro a questa classifica così deficitaria. Poi ripartenza 12:05 che mancano ancora l'intervallo, la partita tanto ancora fallo di Wilde su Harting, questo è il quinto fallo, si va a lamentare vigorosamente Wilde, ma il primo arbitro non ha avuto dubbi, ha fischiato l'irregolarità, per cui siamo già a 5 falli. Sanchez che prova da lontanissimo a calciare, Sanchez, ancora lui con la suola per Harting che va a calciare in porta, chiude le gambe Solosi e mette in calcio d'angolo. Ma altra giocata importante, poi siamo già, attenzione al 3-0, il 3-0 di Iervolino che sul calcio d'angolo va a colpire con il destro al volo e mette la palla in rete, il 3-0 dell'MGM 2000. Ha rischiato il fallo qui Riccardo Milani perché tirava la maglia all'avversario, attenzione perché la porta è vuota e Solosi, parata per i fotografi sulla volée di Panzeri. Col sinistro prova a scucchiaiare, lo fa verso Teramo che la controlla, attenzione Teramo, e poi esce Solosi, spazi dove non esistono quelli dell'MGM 2000 e poi arriva il tiro di Cosentino con Solosi che mette in calcio d'angolo. Attenzione a Pais che fa partire ancora l'azione, Cosentino la mette in mezzo, attenzione Pais ha cercato una manovra impossibile. Intanto vediamo la parata fantastica di Mazzaglia sulla bomba improvvisa di Wilde. Matteus che pensa al tiro, lo effettua e non trova la porta di poco Matteus. Ancora Milani, attenzione che salta bene l'uomo, buona opportunità per il Sainz Milano, alla fine la palla va in calcio d'angolo. Riccardo Milani, attenzione, alla fine viene sportellato, non dice niente la terna arbitrale, poi arriva, attenzione, il tiro di Sanchez, la palla viene deviata in calcio d'angolo, ma intanto viene ammonito a gioco fermo Cosentino e con questo intervento disciplinare noi ci congediamo. Vediamo, parte Riccardo Milani da lontanissimo, va fortissimo, palla Riccardo Milani, palla messa per Sampaio, attenzione Sampaio per Riccardo Milani che la mette dentro e poi va ad esultare con rabbia. Riapre la partita il Sainz Milano a 16:59 dalla fine, la rete di Riccardo Milani che si conferma sempre più bomber di questa squadra. Andare a recuperare i palloni, poi attenzione Iervolino la mette in mezzo per Panzeri, bravo De Stefano, attenzione che la perde Dos Santos, gliela porta via e fa il gol del 4-1, errore di De Stefano e arriva il poker dell'MGM 2000 con Dos Santos che è andato a trovare l'angolino alla destra di Solosi e questo è un gol che pesa tantissimo. Matteus, palla per Marazzi che si inserisce, passa la palla in mezzo alle gambe del portiere, arriva il gol di Cristian Marazzi, è 4-2 con la rete del numero 24 che risponde immediatamente alla rete di poco fa, che sicuramente avrà ancora tante cose da raccontarci. Tanto vediamo, qui è stato molto sgamato De Mito e ammonito anche il dirigente del Sainz Milano. Solosi che va a lungo, attenzione verso Perego che di testa la mette alta di poco, attenzione palla persa dall'MGM 2000, poi incredibile Marazzi, ultimo uomo, Wilde pensa al tiro, lo effettua, palla deviata, palla per Harting che salta alla grande Matteus, Harting lo blocca Solosi, alla fine attenzione arriva il gol di Riccardo Milani che
da 2 passi appoggia in rete il destro di Sanchez da lontano, la doppietta di Riccardo Milani che vale il gol del 3-4. L'MGM 2000 per non farsi schiacciare, e intanto la parata incredibile di Solosi su Iervolino. Vediamo ora la palla per, attenzione, il gol di Mateus ed è 4-4, il gol di Mateus che da 2 passi ha appoggiato in rete l'ennesimo tiro di Sanchez da lontano, il pareggio del Sainz Milano, 4-4. si riparte, Wilde La allarga per Sampaio e para Mazzaglia, calcio d'angolo. Adesso una bolgia il palazzetto Acquamore di Merate. Sono messi, attenzione perché arriva il gol del 5-4 di De Mito, la parte era sguarnita, torna in vantaggio l'MGM 2000 e va ad esultare in maniera rabbiosa De Mito, e si scatenano anche gli animi con Sanchez. palla in avanti, attenzione, Wilde, da solo Wilde, gol spaziale, è 5-5, palla sotto la traversa, gol fantastico di Wilde che va ad esultare rabbiosamente e ha ancora delle possibilità per provare a sperare nel raggiungimento. attenzione che gol di Pais, mentre dicevo questo Pais ha estratto dal cilindro un coniglio enorme, gol meraviglioso di Pais che a 12 secondi dalla fine vale il 6-5, che gol, si prende gli applausi dei tifosi, ma veramente ha trovato un buco impossibile e finisce qui con la vittoria dell'MGM 2000 e c'è tensione in campo, anche in tribuna non è che sia diversa la situazione. Comunque vince l'MGM 2000 6-5, una vittoria esterna importantissima per i ragazzi di coach Paria.